Cerimonia in mattinata a Montegrotto Terme per ricordare l'esodo giuliano-dalmata. Una corona è stata posta sotto il monumento ai caduti, sito in piazza a Roma, per ricordare tutti coloro che furono vittima di un massacro senza senso. La cerimonia, a cui hanno preso parte il presidente dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Libero Comune di Fiume in Esilio, Giulio Brazzoduro, e le autorità locali, ha anche aperto la 2 giorni di raduno che si svolgerà nell'Hotel delle Nazioni e che tra gli argomenti vede anche la presentazione dei programmi della Facoltà di Italianistica dell'Università di Fiume. L'occasione di questa cerimonia è il nostro raduno annuale come associazione di fiumani italiani nel mondo, cioè il Libero Comune di Fiume in Esilio. E come motivazione nostra è il ricordare tra noi e con noi e di testimoniare a tutti gli italiani che ci sono vicini le vicende che abbiamo vissuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. E quindi questa cerimonia che apre il nostro raduno è un omaggio, un onore ai caduti, in primis della Prima Guerra Mondiale, che ha significato l'annessione delle nostre terre all'Italia, e poi a quelli che sono sacrificati per le terre italiane durante e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come ho ricordato prima, oltre a tutti i nostri amici sparsi nel mondo che ci hanno lasciato in questi 70 anni ormai passati da quelle vicende che vogliamo ricordare e testimoniare a tutti, gli italiani in particolare, e quello che vorremmo fare anche ai giovani alle scuole, perché poco sanno e poco studiano delle nostre vicende a scuola. Come amministrazione comunale di Montegrotto Terme accogliamo con grandissimo piacere il raduno degli esuli del Libero Comune di Fiume. Un momento importante di maturazione anche della nostra società, che ci fa capire che dal loro esodo, dal drammatico esodo che ha caratterizzato gli istriani, i dalmati, i fiumani, possiamo trarre degli insegnamenti. Degli italiani schiacciati da un regime totalitario, quello comunista, e in molti casi anche rifiutati dagli stessi italiani dove cercavano rifugio. Quindi dal loro sacrificio, dalla loro esperienza, dalle loro ingiustizie subite possiamo trarre degli insegnamenti che ci aiutano a costruire la società del futuro, una società migliore. Fisher Channel News, Montegrotto Terme.